Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi lunedì 9 maggio. Ieri pomeriggio all'Auditorium San Nicolò in Centro Storico a Chioggia si è tenuto il concerto Ensemble Trombe del Friuli Venezia Giulia, composto da 8 trombe, suonate da 7 uomini e una donna. Quasi una sessantina di persone hanno composto il pubblico per un concerto di musiche coinvolgenti, quali le musiche da film, tali capolavori che hanno fatto da colonna sonora, ad esempio di Nuovo Cinema Paradiso o di altre musiche evergreen di Morricone, ancora quelle della Vita è bella di Piovani. La giornata era bella, Chioggia c'era anche il mercatino dell'antiquariato, ma è un vero peccato perdersi spettacoli unici come quello a cui si è assistito ieri. Lo spettacolo è stato organizzato dalla Gioventù Musicale Italiana nell'ambito della 48esima stagione concertistica, patrocinato dalla città di Chioggia. Allora, sapete, vi chiediamo sempre il supporto del canale Chioggia Azzurra, che è su YouTube praticamente. È importante sia se volete anche essere aggiornati con la notifica, quindi c'è la campanellina, dovete cliccare sul simbolo e poi sulla campanellina, in quel modo praticamente automaticamente quando vengono caricati i video venite avvisati. È un modo anche per sostenerci, perché il canale più ha dei risultati e maggiore è il ritorno sia di immagine ma anche la possibilità di propagandare le notizie. Solo questo, grazie e ciao. Ieri si è tenuta la regata organizzata a Chioggia nel weekend da Il Porto di Mare in collaborazione con lo Yacht Club Padova, valida come qualificazione al campionato italiano assoluto di vela d'altura che si terrà a fine agosto a Monfalcone. Vincitore della Coppa Primavera 2022 è quindi il Corsa 915 Mia. Le condizioni meteo erano ottimali e hanno permesso di portare a termine l'intero programma previsto con ben 5 prove disputate. Ad aggiudicarsi la vittoria overall con una regata d'anticipo grazie a 4 vittorie è stata Mia, imbarcazione dell'armatore anconetano che ha scartato il secondo posto ottenuto in Race 4. Sono state 2 bellissime giornate di sport e divertimento, ha affermato a margine della cerimonia di premiazione il presidente del Porto di Mare Giuseppe Modugno, presente nel campo di regata per seguire da vicino appunto le regate. È stato davvero uno spettacolo vedere in mare equipaggi preparati e competitivi. Spero che tutti si siano divertiti, ha concluso. La Coppa Primavera 2022 gode del patrocinio del Comune di Padova ed è organizzata col supporto di Lola, Banca Patavina, Bottaro, Angerman, Cantina San Giuseppe, Birra Mistrone, Proloco, Chioggia Sottomarina. E questo è il nostro staff di Pasta Mia. Benvenuti alla Pasta Mia, grazie e venite che vi aspettiamo. In tantissimi vi aspettiamo. È svolta ieri mattina la cerimonia per il 30° anniversario della Costituzione della sezione alta di Chioggia. Presenti per l'amministrazione comunale il sindaco Mauro Armelao, il presidente del Consiglio Beniamino Boscolo Cappon, gli assessori Serena De Perini ed Elena Zennaro.
presenti l'assessore regionale Corazzari e il consigliere della città di Venezia Senno, oltre ai consiglieri regionali e comunali Dolfin e Montanariello e i rappresentanti militari delle associazioni combattentistiche ed Arma. Presenti inoltre la bandiera della città di Chioggia, la banda musicale cittadina e i figuranti della Marciliana. Partita da Vigo, dove si sono riunite le forze d'arma, la delegazione ha poi percorso il corso per assistere all'alza bandiera anticipate dalla banda cittadina e da una rappresentanza della Marciliana. Dalla loggia dei bandi le istituzioni si sono poi rivolte al folto pubblico, attratto in centro storico dall'importante cerimonia e dal mercatino dell'antiquariato. Ieri, domenica 8 maggio, in occasione dell'anniversario della nascita di Henri Dunant, il fondatore della Croce Rossa, si è festeggiata la Giornata Mondiale della Croce Rossa. La Croce Rossa opera a favore delle persone vulnerabili ed è attiva anche durante l'emergenza umanitaria in Ucraina, a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto, degli sfollati in loco e di quelli che hanno cercato e cercano riparo nelle nazioni confinanti. Il comune di Chioggia ha aderito alla giornata illuminando di rosso per lo scorso fine settimana la facciata del Palazzo Comunale ed esponendo la bandiera della Croce Rossa. Ieri una rappresentanza della Croce Rossa di Chioggia si trovava con l'associazione Amico Giardiniere alla diga San Felice per un'operazione di pulizia dalle plastiche. Tra i membri intervenuti 2 giovanissimi, Luca di 17 anni e Iris di 15. È uscita nei giorni scorsi l'ordinanza balneare per l'anno 2022, secondo la quale la stagione balneare parte dal 27 maggio e arriva fino all'11 settembre, nelle aree di competenza di Chioggia. In questo periodo devono essere garantiti i servizi di salvamento con le modalità indicate dall'autorità marittima e Capitaneria di Porto di Chioggia. La bassa stagione andrà dal 27 maggio al 10 giugno e dal 5 all'11 settembre, mentre l'alta stagione dall'11 giugno al 4 settembre. Durante l'apertura al pubblico delle strutture balneari, il servizio di salvamento dovrà svolgersi in bassa stagione dalle 10 alle 19, con pausa a pranzo dalle 12.30 alle 13.30, in alta stagione con orario continuato dalle 9.30 alle 19. Nelle spiagge libere e le attività che riguardano il salvamento sono a carico del comune. Nel Veneto le piccole e medie imprese hanno saputo sopravvivere alle catastrofi sociali che hanno come punto di riferimento iniziale l'11 settembre. In Veneto sono circa 430.000, di cui il 99% le imprese della piccola e media impresa, appunto, la maggior parte delle quali con meno di 10 dipendenti. Fanno parte del tessuto economico trainante del Veneto e rappresentano un modello economico, a quanto afferma l'assessore regionale allo sviluppo economico. Nel Veneto ci sono imprese che investono e, secondo l'assessore, guardando i dati, il Veneto è una terra delle opportunità. Ai giovani dico sempre andate nel mondo, ma poi tornate in Italia a fare impresa, conclude l'assessore regionale. Da noi non vince solamente il primo, ma tutti gli imprenditori che hanno idee, hanno visione e credono nei giovani.
dando loro fiducia e creando le opportunità affinché possano esprimersi e crescere, condividendo i valori e la cultura dell'impresa veneta. Secondo il SERD dell'ULSS 3 Serenissima, i soggetti che maggiormente corrono rischi a causa dell'abuso di alcol sembrano essere tra i 18 e i 24 anni, una scolarità avanzata e non presentano evidenti difficoltà sociali ed economiche. Il SERD ha evidenziato come il fenomeno sia preoccupante anche nelle nostre città. I dati dimostrano un più 10%, con una percentuale maggiore dei maschi. Il consumo di alcol e il suo abuso rappresentano un problema di sanità pubblica, ma non sembra essere percepito nella sua gravità. È aumentato inoltre dal periodo di lockdown a causa dell'isolamento. La categoria più a rischio è quella dei giovani e l'abitudine più consolidata è quella del binge drinking, il consumo di 5 o più drink in pochissime ore. E a fronte di tali evidenze, in occasione del mese della prevenzione alcologica, la rete alcologica territoriale ha realizzato diverse iniziative finalizzate a sensibilizzare sulla tematica le istituzioni, agenzie pubbliche e private deputate al benessere della popolazione, come pure i singoli cittadini, con momenti in cui si è messo al corrente dei programmi alcologici territoriali in essere, sia nell'ambito della prevenzione come nel prendersi cura delle persone e famiglie con una sofferenza legata al consumo dell'alcol. L'Alcohol Prevention Day, sottolinea il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, non rappresenta l'evento conclusivo del mese della prevenzione alcologica, ma sottolinea che è necessario continuare a prestare attenzione al fenomeno dell'alcol per promuovere scelte di salute responsabili e stili di vita sani. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 9 maggio, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti.